Ingegneria dei sistemi robotici e intelligenti è una laurea triennale che appartiene alla classe di laurea L8 in ingegneria dell'informazione. È un'ingegneria informatica che si focalizza su due aspetti, il sistema robotico e il sistema intelligente. In generale un sistema è una scatola nera che prende in ingresso delle informazioni, le elabora e le processa e le dà in output all'ambiente di lavoro. Nella fattispecie, un sistema robotico è un sistema provvisto di alcune parti meccaniche e elettroniche, di sensori che permettono di percepire l'ambiente esterno, come per esempio microfoni, telecamere, e attuatori che permettono, dopo aver processato le informazioni, di eseguire delle azioni sull'ambiente, come per esempio bracci robotici. Qui alle mie spalle vedete un sistema robotico di trasporto che prende dei pezzi dalla linea di produzione e li porta nella cella di controllo qualità dove verranno fatte delle analisi successive. Un sistema intelligente è un sistema che, una volta prese delle informazioni, in autonomia prende una decisione che soddisfa un criterio di ottimalità deciso a priori. Per esempio, in questo caso, la cella di controllo qualità controlla i pezzi se siano esenti o meno da difetti. Quindi il sistema composto da nastro trasportatore e analisi di controllo qualità in realtà sono un unico sistema dove l'aspetto robotico e l'aspetto intelligente coesistono in un'unica struttura. Il corso di laurea in ingegneria dei sistemi robotici e intelligenti mira a formare delle figure professionali che conoscano i principi matematici, fisici e ingegneristici, che siano in grado di sviluppare, integrare, gestire e mantenere sistemi proprio di questo tipo. Continuando l'esempio di prima, un sistema può essere visto come una scatola nera che produce delle informazioni, che prende delle informazioni, le elabora e ne produce in output. Questo corso di laurea permette di aprire questa scatola, capire esattamente che cosa si trova dentro e una volta capita la struttura interna si entra in gioco in primo piano e si riesce quindi a far fare a questo sistema quello che si vuole attraverso un programma. Infatti il corso di laurea offre una base solidissima di programmazione, ci sono più di 4 esami di programmazione e ingegneria del software che assieme a corsi di intelligenza artificiale, visione computazionale e interazione uomo-macchina permette a questi sistemi di operare secondo diversi gradi di autonomia e addirittura interagire con l'utente umano, venendo quindi a soddisfare il paradigma dell'industria 5.0 che è il prossimo orizzonte dell'automazione industriale. A partire dal secondo anno il corso di laurea offre dei tirocini che mirano a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro di studenti e studentesse. Questi tirocini possono essere fatti all'esterno, in aziende convenzionate, oppure all'interno di laboratori di ricerca come quello in cui mi trovo io, l'Industrial Computer Engineering, che è il fiore all'occhiello della filiera dell'ingegneria dell'Università di Verona. Il corso di laurea mira anche all'internazionalizzazione. Alcuni esami del terzo anno vengono erogati in lingua inglese, questo per due motivi. Uno, per facilitare l'utilizzo della lingua inglese in ambito professionale e quindi incoraggiare gli studenti a percorrere percorsi tipo Erasmus Plus e quindi fare alcuni esami all'estero. Oppure anche per facilitare poi il proseguio degli studi in ambito magistrale senza alcuna barriera posta dalla lingua inglese. Ricordiamoci che l'Università di Verona offre dei corsi in lingua inglese magistrali che quindi possono essere seguiti quindi avendo una filiera intera triennale e magistrale di ingegneria. Infine, concludo dicendo che questo corso di laurea è stato voluto fortemente innanzitutto dal territorio, dal veronese ma non solo. In questi ultimi anni siamo stati in contatto con diverse aziende, più di una cinquantina, che hanno chiesto in maniera chiara ragazzi e ragazze in grado di programmare le macchine per l'automazione. Stiamo parlando di aziende nel manifatturiero, nella domotica, nella farmaceutica, ma anche aziende che fanno automazione, hardware, software e servizi annessi che richiedono queste figure professionali.
Per cui per entrare in questo mondo, conoscerlo e farne parte, noi pensiamo che l'ingegneria dei sistemi robotici intelligenti sia la strada principale. Per cui vi invitiamo, studenti e studentesse, a percorrerla assieme ai docenti e vi aspettiamo numerosissime.